alla Liberazione dei Sogni siamo con colui che ha creato tutto ciò, che ha creato una grande agenzia di animazione che ormai vive da 12 anni, quindi auguri per questo grande traguardo. Eh sì, quando ci metti il cuore nelle cose, quando ci metti l'amore, quando fai tutto quello che devi fare con la massima lealtà e la fiducia della gente, si arrivano a risultati buoni. Io vengo dall'umiltà perché mi piace realizzare gli obiettivi, vengo da una famiglia umile che mi ha dato tanta educazione e mi ha insegnato a credere negli obiettivi. E se ce l'ho fatta io, ce la potete fare anche voi, quindi credete nei vostri sogni sempre. Gennaro Spizzuoco, capo dell'agenzia Hollywood Animazione, vogliamo sapere com'è nato questo tuo sogno, perché era un piccolo sogno che poi è diventato una cosa molto grande. Io ho fatto sempre questo nella mia vita, sempre e solo questo, e lo faccio davvero con tanto orgoglio e tanta passione. E l'ultima domanda al volo, poi ti lasciamo al palco. Qual è il consiglio che dai ai giovani ragazzi che vogliono realizzare il proprio sogno, che sia un'agenzia, che sia un qualsiasi cosa loro vogliono fare nella vita? Dico di crederci sempre, la strada è sempre in salita, però più è in salita e più è divertente, perché significa che è più difficile realizzare un obiettivo, quindi quando l'hai raggiunto c'è subito dopo un altro obiettivo da fare. È la vita è fatta di sogni. Grazie mille Gennaro, ancora auguri per il tuo traguardo e un saluto agli amici di Street News. A proposito di sogni, c'è un mio amico Davide che crede sempre nei sogni. Lui ha creato Street News, la strada di Davide è sempre in salita, ma è un grande perché lui la percorre in maniera favolosa, fa chilometri e chilometri di arte e di passione. Viva Davide e viva Street News. Grazie mille.